Un saluto a tutti. Oggi siamo in Bidda Massargia, una bidda de su sulcis ecclesiente che è ricca di storia, di tradizione, commenti un pago tutto la bidda nostra, de Sardegna. E siamo in che può dare un pago di storia di questa bidda meda interessante. E per occasione credo coinvolgere proprio un esperto di storia locale che è Remigio Angius, che ha scritto un libro di interesse umano, Villa Massargia de Sigerro. Su nome Sigerro fa riferimento a curatoria de Cigerri, appunto, in epoca giuigale. Villa Massargia è stato pure capo de logo de curatoria, una sorta di provincia, potremmo dire, sa curatoria in epoca giudicale, in età giudicale, vunti proprio gusto. E facciamo questo libro di interesse umano, che io coinvolgere a Remigio proprio per far dare desistoria di questa idda. Ecco Remigio, facciamo proprio di Villa Massargia. Tu hai scritto, potrebbe essere questa considerata una sintesi, finza a qualche turista che viene e chiede di scrivere qualche cosa di Prusu, a pizzus proprio de saida nostra, de Bidda Massargia, è stato importante avere una guia, qualche riferimento, finza storico e culturale, per accontentare un pago curioso. Ecco, prima di tutto, dai te nasci da quest'idea di questo libro, poi te la sa grefi scrivere. Allora, finza da piccioccheddu, sono stato sempre un appassionato di storia, di archeologia. Poi quando ho incontrato su predi di Villa Massargia, Monsignore Don Eligio Saliu, sari a noi picciocchi, sari fatto appassionare proprio a questa storia di Villa Massargia e sul nostro territorio. E ho cominciato a regalare documenti, libri, ho frequentato bibliotecas, archivi, ho rotto ci fu una cosa che narrare de Villa Massargia e ho sempre scritto una cosa finza saccando pure l'idea di dedicare un libro a Don Eligio e a Sabida mia proprio per fare scoprire scusa il termine la storia della nostra vita che in me era non scinti. E aici nasce questa idea. Bene Meda, in noi teniamo a Palas a badde de su Cigerri, potremmo dire vinza su Castello de Siliqua, che ha tenuto un'importanza manna in sedate de mesu ovviamente, poi in noi a mano manca potremmo dire finza su Castello de Gioiosa Guardia, che è un pago su riferimento vinza in Totusaida, si viene da insomma si strada venite da Iglesias, da Domulnoas, un pago da tutto su Sulcis, da sul circondario. Ecco, partimos Remigio proprio da questa che è un pago si storia finza s'antropizzazione come si narra, quindi sa presenza antropica in suo territorio di Bidda Massargia che pare che incomincia da insedate del suo neolitico. Esatto, proprio in suo neolitico antico. Noi abbiamo testimonianze già di come questo territorio fu abitato. E in particolare in gruttas de Gorongiuacca, anti agattau era vasellame di questo periodo. E un vaso che ora si agatta nel museo archeologico di Castello, che si riferiva alla cultura del Bonannaro
ci fu appunto comprendi come questo territorio, l'otto sul territorio, fu abitato già in un neolitico antico, se si stiamo su 6.000 annantisi di Cristo. E poi una cosa che in suo periodo nuragico, ne su mera testimonianza, ci sono proprio da 30 nuraghe che punti appunto a testimonianza di questa frequentazione, tumbasa de Gigantis, questa de Montolastu, questa de Astia, domus de Gianas, insomma, Reneusu, questa testimonianza di ogni cosa che fa parte del suo periodo nuragico. Tra i nuraghi su nomenai sul nuraghi de Montegi, questo de Santuauli, questo de Santuverdu, insomma, punti veramente in merasa. Poi passato dal suo periodo romano, a voi Bida Massagia fu appunto un importante centro agricolo, si agattara lungo sa strada, s'antica strada romana, che de Sant'Antioco, s'antica Sulchi, votara a Carales, Castello. E infatti vinse sul nome Massargia, pare che deriveri o da Manso, che vura questo appezzamento del Renu, che una coppia de boisi, su gioco dei boisi, volenta arai traballai in un anno, oppure del Massaio, il fattore, cioè questo che tenere sa proprietà de sterras. Per cui Massargia, che poi sai finali esistenti a traballare in J del spagnolo, per cui Massaria è diventata Massargia, pare che derivi appunto o da Manso o da Massaio. Chi narra appunto su massaggio, appunto su contadino podimo narrare plus manco, questo è questa traduzione che podimo attribuire. Ovviamente questa denominazione rimigio è in epoca medievale, che è pruschino attrudenta, quindi due asa fai dau giustamente di su periodo romano, dunque appunto con sa conquista della Sardegna durante la seconda guerra punica, appunto sa sconfitta di Amsicora, sa battaglia de Gornus, tenimos sa presenza romana in Sardegna. Cornus è stata l'ultima roccaforte, podimo narrare de defensa appunto de su popolo sardu contra sos invasores romanos, però de questo periodo tenimos testimonias vinzas de su acquedotto de Capodacquas. De Capodacquas, a voi nascere sa Rio de Cigerri, partera s'acquedotto romano e votare s'acqua de Villa Massargia a Cagliari. Ci muti ancora accanto al sorto botanico del Castello, il arresto delle cisternas che appunto regolenta l'acqua arrivare da Villa Massargia. L'acquedotto ormai non si agattava, però non saresti anzi che era stato in anno 101 dall'imperatore Antonino Pio. Ecco, un altro periodo di Portumanno di sicuro è stato fino a su periodo dell'età de Mesu, quindi testimonias che teniamo appunto su Castello de Gioiosa Guardia. Innanzi fino a su periodo romano, bada ad accennare a su periodo fenicio-punico, ma non teniamo mai da testimonias che Bida Massargia fu di un luogo di transizione intra Castello, Carales, quindi de fondazione fenicio-punica, fino a imbattere a Sulchi, Sant'Antioco, calchi moneta, calchi dinari è stato agattato di questo periodo. Però invece in su periodo dell'età de Mesu ammentiamo che l'età de Mesu incomincia da con sa rotta dell'impero romano di Occidente, in su battocchento 76 appunto apostisi di Gesù Cristo ovviamente, con sa rotta dell'impero romano incomincia da proprio questa che è definita l'età de Mesu, un medioevo, che dura da circa 1000 anni, da su battocchento 76 vince a sa scoperta geografica, quindi a sua origine, che sono a sua origine dell'età moderna. Questo è un luogo sa suddivisione storica, so schiesos storici appunto considerano sa partitura cronologica. Ecco, facciamo in si specifico remigio dell'epoca giudicale, dell'epoca giuigale, del giuighese,
ammentamos che custos giudicatos funi appunto battero, funi regnos a totus os effettos, quindi Giuigau de Casteddu, Torres, Arborea e Gaddura, e Bida Massargia ha fatto parte de su Giuigau de Casteddu. Ecco, qual est s'istoria, esas testimonias chi tenimus de custu periodu? Allora, in questo periodo sono nato che funt duas i bidas a cui ci funt gli abitanti in sul territorio di Villa Massargia. Una appunto pure la bida Massargia e l'altra pure a Stia, un'altra bida che è testimoniale della presenza de Iglesias già del suo periodo bizantino, ancora prima. In suo periodo giudicali, Villa Massargia fu appunto su centro più importanti della curatoria, proprio perché è stato un luogo soprattutto Sant'Antioco fu spopolato, ci furono le incursioni saracenas. Per cui Villa Massargia fu sul luogo, ancora prima delle Iglesias che non furono ancora state a fondare, fu sul luogo più importanti della curatoria. A posti i Spisanus, anti costruiu pariri su Casteddu, se non ci vorrà de prima, e esubiu iscresias, esubiu su palazzo nobiliari e minieras, a sargentiera pisana de Villa Massargia. Per cui è stato un periodo mera ricco per Villa Massargia. Ecco, a postisi del suo periodo giuigale, quindi s'edade medievale, incomincia da suo dominio catalano-aragonesu in questo territorio, un luogo in tutta la Sardegna, ovviamente, quindi con sa rotta dell'ultimo giuigau che è questo di Arborea, Ducasa incomincia da questo periodo. Quale testimonias tenemos in suo territorio del suo periodo aragonesu e poi spagnolo? Allora, la testimonianza principale è nella che in murus de perimetralis de Sabida, su 1500. E poi altre costruzioni che sono in tutto il territorio. Siamo innanzi a sa gresia de Bida Massargia dedicata a sa Madonna de Sunie, che risale di Prusomancu a su secolo e doichi, ed è di interesse umano a livello architettonico e a livello vinzas artistico. Bisogna testimonias abbastanza di importo umano. Querio preguntare a Remigio Angius, che ha descritto appunto sul libro Bida Massargia de Sigerro, questo libro interessante di interesse umano per la storia de Bida Massargia, in ue faedda da vinzas de questa gresia. Remigio, ite podimo narrare sopra questa gresia? Allora, non si sciri quando funti cominciare su straballus. Poi su una scelta in origini deve essere studiare come una gresia manna, dopo per esibire i misure delle colonne e di questo un prendeu su che deve essere una gresia mera più manna di questa che è in noi. Per esibire che funti stati su Spisanus che danti a Cabara in paia sastra gresia questa de su villai e danti vrata prospettica di questa che fu in origini. Poi sa facciara esti crollara intorno a su 1600 e danti l'orrara a poni a posto e su campanili che su muro è crollato tanti torna a ricostruire in un'altra posizione e questo è ancora in noi. Anda bene, Ducas entramos a intro proprio per dire qualche particolare de questa gresia a finza saltare maggiore e beste finza un altare dell'inna meda importante dal suo punto di vista artistico. Entramos a intro e bidimos.
si vuole B, su grollo è incominciato da gustavati, finché a tutto sa facciara e su campanili. Così bie finza sa copertura accapriata sa proprio dell'inna, che ovviamente è stata tornata a fare 1800 su, e c'è ancora su nomini del maestro dell'inna, iscritto in Stravis. Ecco, in no che beste finza sa saltare mannu, saltare maggiore, chi este de su secolo e de che 8, de su 700, so giusto? Esatto. E potremmo ammentare. E poi beste appunto saltare dell'inna che este prus antico. 1600. Ecco, commente ovviamente este dedicata sa Gresia a sa Madonna Nostra Signora de Sunie, Madonna della Neve appunto. Bisogna finza sa altro santos de devozione che si celebrano in noi in Bidda Massargia. Esatto, San Raimondo non nato, che è questo santo, questa statua in pizzo del Saltare in Ligneo. Poi c'è un'altra statua di Sant'Antioco, in questa cappella dedicata a Sant'Antioco, e San Madonna del Sanì, e altra statua varie. Su che stiamo stionando è delle misure dei colonnas, come ti vuoi sapere, fu una mera manna rispetto alle misure attuali della Sagresia. Poi vuoi sapere che le cappelle sono state salvate poi dagli spagnoli più tardi. Ovviamente bisogna narimoso stratificazione se vinzas storicas e architettonicas de pregiu e dunque come assi spissu succedidi sas cresias nostras parrocchiales sono e atras cresias puru arriccas proprio de ogni stile architettonico, impianto originario non è mai gusto originario, è raro de agattare l'impianto proprio come avuto in origine, però in questo senso finza sa gresia de Bidda Massargia non dà una specie di cronistoria, potremmo narrare de tutto che sono state sa stratificazione appunto in sol secolo. Quando anche fai il pavimento, agattavo le stumbas dei nobili che allora furono seppelliti in sinterro de Sagresia e funti poi su notai ancora due lapidi in marmo de stombas che furono dinanzi ad assaltare. Regavelu a fizu ostru Ito tusos errores a nois sos pecadores nos perdone a noi sos pecadores nos perdone. Semos innanti a sa gresia de sa Madonna de su Pilar, Nostra Signora de su Pilar, che in origine fu dedicata a Santo Ranieri. L'impianto originario est de su secolo e Battoldi. Remigio, e te potremmo narrare della facciata di questa gresia e fin al desistoria di questa gresia? Allora, di questa gresia si sciri con precisione il sanno delle costruzioni, poi diventavata Ispisanus, Ranieri e Bonifacio, conti della Gherardesca, e grazie a un'iscrizione in Savacciara, poi esuligi sa data 1318 e su nomini del suo maestro Muru, tale Arzocco de Garnas, che vura su
su proprio maestro muro che ha ricostruito Sarurri des elefanti in Castello. Accanto a questa gresia sorgera su spirali de San Ranieri, che era proprio uno dei primi spirali, dei primi sesi, lo spirali di Rotto sa Sardegna, e scelto vinse su nomini del suo primo dottore, Dragodorio De Fenu. A Satravati ci fu sta domo dei nobilisi, che poi è acquistato a Square, mo si zerra a domo Casula, e nobilisi scontisi abitanti in noi, su Palazzo de Gussus. All'interno della gresia, che è meda essenziale, è stata vinta ristrutturata del regente. E te dannarimoso a pizzo di questa gresia di su Pilar? Allora, per ammirai la statua di Sarranieri, che è particolare di Sarranieri a quadro. Sarranieri ha ricordato il suo patrono di Visa. E a sinistra la statua di Sa Madonna de Suilai, sa patrona di Saragozza, che esti tiene sa particolare di una statua disegnata in folla di oro, esti mera particolare. Su quadro Mannu rappresenta appunto Santo Giorgio, San Giacomo e Sa Madonna de Suilai. A proposito di Sa Madonna de Suilai, c'è una leggenda che narra che gli abitanti di Villa Massargia hanno agattato un mangiano un carro fermo annanti del portone della gresia. In questo carro hanno agattato una statua, la statua di Sa Madonna de Suilai. E tanti vatu, tanti portare entro questa gresia, tanti posta in terra a tutta questa statua del Sarranieri. Sa di dopo, come ti fu in gresia, hanno agattato questa statua del Sarranieri in terra e questa statua di Sa Madonna in pizzus. Tanti lo rarapone a posto, sa di dopo ancora, fu lo rauso e hanno lo ragatai, questa statua di Sa Madonna in pizzus e questa statua di Sarranieri asuta. Da Sadì si narra che questa gresia è stata intitolata a Sa Madonna de Suilai. E in suo luogo aveva su carro, hanno costruito questa colonna, questa croce in pietra che volevo ammirare in Foras. Sì, infatti, queste vinza sul lato leggendario che fa che vinza un pago di contorno a tutta questa situazione appunto storica della gresia. Ovviamente con beneficio di inventario come tesinara da tocca da accogliere vinza questa leggenda, però queste vinza importante, certo, sintomatico di come la credibilità popolare vinza è una cosa narimoso de uso vinza in suo popolo de credere a questo sconto, so che va che finza a piacere, finza sul lato leggendario potremmo narrare. Quindi potremmo dire questa colonna che in fora, che proprio este sul logo remigio giusto in ue sol boes, anti sostau,
si sono firmatos proprio per adempiere questa che fu di sa volontà de Deus e ducas de sa Madonna, intitolare sa Cresia proprio a sa Madonna de su Pilar. E stiamo andando a Sortumannu, a fondo Remigio est Iglesias. Iglesias, fundata sul 1268, ariri, del suo conto ugolino. Che poi appunto tocca da narrare che Bidda Massargia innanzi de Bidda de Gresias fu sul centro più importante del suo territorio, poi invece con sa Narimoso Iglesias ha assunto un'importanza prulmanna. Certo, tocca spiegare bene che quando è arrivato su Spisano, innanzi vunta in pai Ugolino e su zio Gerardo, contisi de sa Gerardesca. Poi si vunti frazioni sul suo territorio, per cui a Ugolino è stato arrao e su Gresienti e ha rifondato Iglesias, città di chiesa. Su zio Gerardo e figlio su Ranieri e Bonifacio anche ha guardato sul territorio de su Sulcis, di Bandera da Villa Massargia fino a Sant'Adi. Per cui Ugolino, con Villa Massargia, non ci trarrà già in nuda. Molti stetius, Isatrus, Isfrarilisi, Ranieri e Bonifacio. A costruire Iscresias, su Alazzo e a catturare Vize su Gasteddu. Così differenziai de Satru Gasteddu de Acquafredda che fura de Ugolino. Bene, da questo è finza di interesse umano, poi storia del suo territorio, ovviamente sa famiglia della Gerardesca da dentro un'importanza manna in Sardegna e finza appunto in suo territorio dei Susulcis e di Bidda Massargia. Ecco, in che si può dire finza a livello agricolo, bisogna metas aziendas, una delle eccellenze di Bidda Massargia è finza sa branta de Zulia, teniamo solo effetto secolare appunto che è Sortumannu, come stiamo andando proprio i gue, può dire concretamente questo orto che è prusommanco in sbaglio 700 albures e 700 almatas prusommanco. Questa sa vuti a varare se mo Giuseppe. Sì, il prima fu una Prusestendi proprio visto questa lezione TB noi fu il resto su de solivetto di spaziare del Sortumannu fino al Sant'Ugento. Questo sa venuti a varare al Sortumannu punti circa 700 mattasa, a voi appunto questa de Sarrena e sa Brubeccia, sa Brummanna, canto vari proprio sa Brubeccia, sa Brummanna del rotto sul Mediterraneo.
Siamo imbattios finalmente a Surtumannu, questo paradiso narimoso naturalistico, tentu bene, insomma, è veramente una bellezza in suo territorio di Bida Massargia. Este famado Surtumannu posas prantas a deulia seculares e tenimos sa mata, s'albure millenario che est cussu de sa reina. Si pensa si vaedda da de 900 annos, ma meda probabilmente est finzas prus antigu. Sa circonferenzia est de 6 metros a sa base, prus o manco, Remigio? A sa base, sì, 10,50 metri a s'artesa del 1,5 metri. Anda bene, Ducas, ecco, un po' così storia de questa reina, quando è stata impiantata, prima di tutto, si ipotizzata, ecco, e qual appunto finza soe s'utilizzo, è protetta, ecco, contanos un po' de quest'albore, Remigio. Allora, Serrari non si sciri, voi non avete mai fatto una ricerca specifica per sciri Serrari. Ma era la questione de olivastrus innestaus dai pisani o dai spagnolus, ma po mimi e po atrus che hanno fatto ricercas, matas millenarias. Si pensaus che in Surtumannu si agata al resto su de domus romanas e de atras rovinas nuragicas. Por isso pensai che a custos tempus in matas adeurias funt sfruttaras de nuragicus e de romanus. Per cui, secondo me, quando fai questa ricerca, agattai funt matas sicuramente millenarias. E sa reina è sicuramente sa prummanna e sa prubeccia de lotus atras. Sì, infatti si può notare, Vinza, che quest'albero è meda ricco di intreccios, è una scultura, un'opera d'arte quasi, che è veramente bello, imponente. Tocca denarre pure che in noi che bisogna, plus o manco, commentiamo now, 700 albures de gustos che sono barrados. Ovviamente, l'estensione fu di meda maggiore in epocas passadas, coladas. E ducas, l'estensione come è de 2-3 ettaros de territorio. Esatto, funti a Barraus, funti su ettarus. Beste vinzas, narimos ogni anno sa sagra de sa Zulias che si fa in Surtumannu. E come abbiamo già narrato, calando in noghe a Surtumannu, abbiamo nato che beste questa tradizione che ogni famiglia de Bida Massargia, o a su manco su come forse si sono un gento famiglia che tenene, o forse il De Bruso, non risco, che tenene proprio, sono proprietaria de sa branta, e metal volta sa bivuti finza su contrasto con su pastore che fu di proprietario de su territorio e sa branta fu all'interno di questo territorio, è vero, Remigio? Esatto. Su proprietario di questo terreno non fu il proprietario di Samata, sa reina tenne un altro proprietario, per il suo proprietario era sul diritto dei beni a regoli soria de questo di Samata e il suo proprietario era su ascolo del suo terreno. Poi circa una trentina d'anni fa su comune ha riacquistato sul terreno e Agustisi ha riacquistato in Matasa dei proprietari e si da la Saras in usufrutto e poi i proprietari sono venuti a regoli soriasa e su comune tenni di custorio sul terreno e in Matasa, grazie ad accordi con universitari de Sassari, venuti a controllare i saluri dei Matasa. Due parole all'estera sopra sa sagra, ecco, come è strutturata sa sagra de sa Zulias che si fa ogni anno, in quale periodo si fa? Allora, sa sagra de Zorias si fa sa penultima gira de ottobre, dopo sa festa del Subilai, si va sa sagra de Zorias, de Villa Massargia, e in altri anni si va sa Variglia, venenta de Lotusa Sardegna, e poi avanti altri spettacoli, concerti e altre rassegnas.
Un'ultima pregunta, un'ultima cosa che appunto querio preguntare e domandare a Remigio è qual è auguriu che tu fai a questa comunità di Bidda Massargia finza sposo tempo il benidore, che è un territorio che è veramente importante, è veramente ricco e da valorizzare. Ecco, un augurio finale prima del non lasciare Remigio. S'augurio che è finza sul motivo che ha scritto sul libro e questo i mastragesos o mastraginos come altri su in realtà possano essere orgogliosi di questa propria e da possano gustare, valorizzare e promuovere in tutta la Sardegna, in tutta l'Italia e in tutto il mondo. Grazie a Remigio, noi ci salutiamo e alla prossima.